La rassegna stampa. Non piangere che ci sono, dai, quante oh, basta che mi alzo, guarda, basta che mi alzo un attimino, vado un attimo, ma sono qua, tranquillo, anche oggi ci sono, anche oggi pronto a essere schiaffeggiato, vai tranquillo, perché la polizia... non chiamare la polizia sono tutti ladri, assassini, picchiano, ma è chiaro, se ti entra un ladro in casa... Chiami Batpied, qualcosa che ti par, ma non chiamare la polizia, che quello poi ti ruba ancora di più, capito? Buongiorno piccolini, buongiorno cari ascoltatori di Radio Libertà. Sono Sammy Varin, minimo, siamo sopravvissuti alle Olimpiadi, un grande successo. Oggi arriva Morelli in studio alle 9 e parleremo con lui anche di questo. E ora dobbiamo sopravvivere a Sanremo, questa è la cosa più dura che mai, ma un Sanremo cristiano. E questa è la frase che ha detto Conti ieri e ci ha fatto a bocca aperta. Un Sanremo cristiano durante il Ramadan, facciamo un Ramadan. Com'è possibile che abbia avuto un coraggio del genere? Infatti oggi La Verità titolone, non in prima pagina, non esageriamo, un Sanremo cristiano. E uno si aspetta che magari una canzoncina di Christian Music, come facciamo noi il giovedì alle 9, ce la metta dentro. Dici che ci saranno sorprese? Poi chiaro, finisce Sanremo, cominciano le Paraolimpiadi. Che Paraolimpiadi? Ma bada ben, sono Olimpiadi, citazione di Greggio. E quindi, piatto ricco, mici fico, poi c'è il referendum sulla giustizia che chiaramente vincerà il no, perché adesso mi hanno consigliato, Sammy Varin, fai anche la canzone, io voto no, perché voto no, la polizia no, la mena tutti no, violenze no, sono centri sociali, sì. Fammi sentire un po' la base. Roberto Salis, I love you, Roberto Salis. I need you, Roberto Salis, è stato ieri ospite su Radio Libertà, lo riascoltate poi questa domenica in replica alle 14:30. Sì, il buongiorno si sente dal Varin, è una rassegna stampa come sempre molto particolare sui generis. So che c'è un pubblico sterminato di persone che vogliono qualcosa di diverso rispetto alle solite paludate rassegne stampa. Tranquilli, anche oggi vi darò il meglio, ma anche voi mi dovete sostenere. Peso sui 90, un po' meno, e quindi provateci inviandomi un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Questo numero solo WhatsApp di Radio Libertà, 6709 659, il prefisso è 340. No, è che non so da dove partire questa mattina, ti giuro. Allora, sai che faccio? Guardo in internet e vedo se ci sono delle notizie della notte che possano sviare la partenza di questa rassegna stampa. Il discorso sullo Stato dell'Unione, dazi, decisione infelice, l'Iran ha già missili in grado di colpire l'Europa, e presto potrà raggiungere gli Stati Uniti, il discorso notturno da 108 minuti di Trump. Sul sito del Corriere c'è già in apertura l'intervista al capo della polizia Pisani, che parla naturalmente di Cinturrino, quello che ha ammazzato il tizio che non aveva la pistola. Via la divisa a quella gente, lo destituiamo subito, rispetto delle scelte dei PM e dei giudici. Lo leggeremo tra poco. Vediamo Repubblica dove ci porta. Discorso di Trump, il più lungo della storia, età dell'oro sui dazi, decisione della Corte infelice, quindi è stato anche morbido. Poi naturalmente Sanremo ovunque, ragazzi miei, il festivalone di Conti, serata fiume all'esordio con Ferro Superstar, cos'è successo? Vedremo i dati d'ascolto, perché effettivamente c'è abbastanza
controprogrammazione questa volta. Stavolta sugli altri canali fanno qualcosa, non lasciano lo schermo nero, e poi mi dicono che quelli che se ne intendono ci sono anche serate di Champions, è possibile sta cosa? E quindi potrebbe essere veramente. Cos'è che è successo? È arrivato Paolini a disturbare al TG1 e ha detto che Conti è bisex. Ok, e lui replica: il mio tipo è Laura Pausini. Bravo. A proposito di Sanremo, ve lo dico subito, come vedete sto cambiando argomento rispetto ai quotidiani, non so perché oggi parliamo d'altro, dai. Sanremo questa sera. Tu dici, ma Radio Libertà non parla di Sanremo, vero? Sammy Varini, infatti, questa mattina alle 11:30, sai chi ospito? Marco Ferradini. Prendi una donna, trattala male, gli faremo un culo quadro a Ferradini, chiaramente. Ancora, dopo miliardi di anni, la canzone Teorema di Marco Ferradini fa polemica. Alle 11:30 arriva in studio Marco Ferradini. Questa sera invece vi dicevo, dopo le 20 non ci sarà la mia consueta replica della rassegna stampa, ma questa sera e domani, vi sembra incredibile, parleremo di Sanremo senza di me, perché lo sapete, i miei eroi sono gli artisti indipendenti, ma si parlerà di Sanremo. E non vi dico altro, oggi e domani ore 20. Intanto, da dove partiamo? Quale schiaffo volete ricevere quest'oggi? Perché ve l'assicuro, gran parte dei quotidiani oggi è contro Salvini, la Lega, il centrodestra, contro di noi che ci fidiamo della polizia, noi che diciamo sì alla polizia, e le mele marce, è certo, ma per qualcuno però sono tutte mele marce i poliziotti. Attenzione, ribadisco e discoriba, si va a votare per un referendum sulla giustizia, che è proprio quella che abbiamo la sensazione ogni tanto sbaglia la stragrande, più che sbagli, che sia pilotata a volte, se non mica sempre, quasi mai, da alcuni giudici che tendono da una certa parte politica. E alcuni quotidiani oggi mettono in rilievo che noi del centrodestra, noi della Lega, abbiamo preso delle cantonate incredibili negli ultimi anni, fin dai tempi di Bibbiano. Bibbiano non è successo niente, assolutamente. Vi ricordate qualcosa? Niente, zero. E poi l'assessore leghista che è stato condannato a 12 anni, è assessore leghista, capito? E noi l'abbiamo difeso inizialmente perché secondo noi questo era un tipo pericoloso, gli ha dato un pugno e questo si è difeso. No! Capite dove vanno oggi i quotidiani? Per cui è una rassegna stampa di difesa, in difesa questa. No, non è che non siamo indifesi, siamo giochiamo e... Ma che cazzo, non capite niente, ascoltatori. Giochiamo in difesa, nel senso che sono tutti contro di noi. Ma ragazzi, cos'è una novità? Da sempre così. Quindi state tranquilli, tenetevi forte. Parto dal meno peggio, stavo per dire, il Corriere. No, però prima dai, uno schiaffettino iniziale dal quotidiano Il Manifesto ce lo dobbiamo dare. O preferite il Domani? Va bene, vado dal Domani, d'accordo. Il Domani di oggi: anche i leghisti possono uccidere. Se non è uno schiaffettino questo, se non vi alzate dal letto, me lo sto dando lo schiaffettino con questo titolo: anche i leghisti possono uccidere, titola oggi il Domani. Ma non è da querela, scusami sta cosa. Io ho la tessera della Lega dal 1987, mi sento molto 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 offeso da questo titolo. Posso querelare il Domani? Sulla sicurezza la destra implode, scrive oggi il Domani, con Pietro Grasso, naturalmente intervistato, che dice: con il referendum, vedi dove si vuole parare, vogliono PM succubi, grave usare Falcone. Cioè non c'entra assolutamente niente con sta cosa che i leghisti uccidono, ma
chiaramente la notizia è che l'ex assessore di Voghera Adriatici aveva sparato a un senza tetto e ieri è stato condannato a 12 anni. Non sparare al senza tetto, tarabunzi bunzi, ma non scherziamo con la morte, Varin. Però effettivamente, secondo noi, era un tipo pericoloso che stava facendo cose pericolose, che lo stava menando, e questo si è difeso. No, 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 non difendetevi, cari amici miei, prendetele dai ciabattanti, sì, fatevi ammazzare di botte, perché se gli fate qualche cosa e per caso muore, so cazzi vostri. Salvini lo aveva difeso e lo avevamo difeso anche noi, aveva detto una persona per bene, e certo, siamo persone per bene, ma ogni tanto rischiamo anche di morire perché qualcuno ci vuole far fuori. Possiamo difenderci? No! Centurrino chiede scusa, taglieggiava un disabile, anche qui stanno emergendo altri particolari sul poliziotto che ha ammazzato lo spacciatore di droga e adesso prendeva a martellate anche i disabili, gliene faceva di tutti i colori a questi poveri spacciatori di droga che in fondo fanno un lavoro come un altro, capisci? State comprendendo dove ci portano i quotidiani quest'oggi? Tenetevi forte, questa è una rassegna esplosiva che vi esplode la radiolina e come minimo dovete alzare il volume e farla sentire anche al vostro vicino piddino, il vicino piddino che è già pronto oggi a incolpare tutta la polizia. Vi leggo anche il manifesto, così facciamo unplane. In taglio alto il manifesto quotidiano solo e soltanto comunista, Voghera, 12 anni all'assessore sceriffo. C'è giustizia per Younes El Bassettauni, il cittadino marocchino che 5 anni fa finì ammazzato con un colpo di pistola da Massimo Adriatici nel pieno di una presunta emergenza sicurezza che investiva, secondo la propaganda delle destre, la tranquilla cittadina lombarda di Voghera. L'allora assessore leghista alla sicurezza è stato condannato in primo grado per omicidio volontario a 12 anni di carcere con il rito abbreviato. La procura aveva chiesto 11 anni e 4 mesi, quindi superiore alla richiesta della procura. Se un giorno qualcuno si mettesse in testa di ricostruire il rapporto tossico tra sicurezza e politica in Italia e volesse descrivere il modo in cui l'estrema destra è arrivata al potere, estrema adesso siamo esplosivo, una destra pericolosa, è arrivata al potere utilizzando le paure, fomentando le tensioni, difficilmente potrà tralasciare di menzionare la storia di questo delitto, ok? Il manifesto di spalla è il decreto sicurezza che è stato firmato, bollinato dal Presidente della Repubblica. Cambiano fermo e scudo, non è vero niente, ma te la fanno così, come 5 euro. C'è scritto 5 euro al manifesto oggi. E che cazzo è successo? Oh Dio mio! Avranno sbagliato a scrivere. Era urgente, ma sono passati 20 giorni da quando il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto sicurezza. Mattarella lo ha firmato ieri. Nel frattempo, nuove modifiche. Servirà un pericolo attuale per il fermo di 12 ore di polizia e lo scudo per gli agenti e ora un semplice registro BIS per iscrivere gli indagati. Guarda che avevamo già deciso così prima, cioè è un secondo registro per cui... E vabbè, comunque il manifesto, non pensate che siano molto diversi i giornaloni, quelli importanti. Vuoi anche Il Secolo? Lo cerco, no? Ci mancherebbe altro. Io sono democratico, non c'è, mi spiace. Sì, ci arrivo. Prima c'è l'Unità. Attenzione al titolo dell'Unità. Sparisce il negro ucciso, la vittima diventa la polizia. Né l'omicida né il governo chiedono scusa a Mansuri. È morto? Un dettaglio. Rogoredo dilaga il razzismo della destra. Cioè, ho appena finito di dire che oggi tutti i giornali praticamente dicono che la colpa è della polizia e che tutti i poliziotti picchiano, ammazzano, il più gentile ruba
E ancora dicono che non è vera questa cosa, che invece no, noi abbiamo in mano l'informazione, chiaramente lo chiamiamo negro e la vittima è la polizia. A me pare che scrivano l'opposto. Vabbè, questo è Piero Sansonetti, che salutiamo, lo amiamo, ci mancherebbe altro, ma che testimonia che qua cosa non si stanno preparando questi di sinistra per il referendum del 22-23 marzo. Io comincio ad avere un po' di timore che lo perdiamo vuol dire che vinca il no, perché stanno facendo una campagna di informazione. Secolo d'Italia, risorgimento ucraino. 4 anni fa l'invasione russa, la pace ancora non c'è, ma Kiev ha già vinto. L'editoriale di Antonio Rapisarda. E proprio del decreto Ucraina parleremo questa mattina alle 8:45 con il senatore della Lega Marco Dreosto. Poi alle 9 arriverà in studio niente poco di meno che il sottosegretario Alessandro Morelli. E niente male, come al solito. Tutti qui vogliono venire, io me la tiro e sono contento perché questa è la rassegna stampa, la trasmissione più ascoltata di Radio Libertà. Le altre sono un non nulla. Non è vero, assolutamente, mi vergogno come un ladro che mi hanno posizionato qua, anzi come un poliziotto, scusami. 340 6709 659. Scrivetemi, sorreggetemi, ho bisogno di voi perché mi sto tuffando sui giornaloni e giuro non so da che parte cominciare, perché mi fa già male la guancia, mi devo... cazzo, me la son data grossa stavolta, mi devo prendere a schiaffi in maniera poderosa. Vabbè, dai, cominciamo dal peggio, cominciamo da Repubblica, dai. No, voglio soffrire oggi, dovete soffrire con me. Soffrite con me perché poi, te l'ho detto, se non vi leggo queste cose, non avete idea di cosa stanno preparando questi per il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo. Non ce l'avete l'idea se non vi leggo queste cose. Quindi tenetevi forte. La Repubblica. Europa a Kiev, la Russia sta perdendo. Attenzione, una bellissima frase, peccato che non è vera, però dicono che hanno finito i soldi. Dicono che hanno finito i soldi. I vertici UE nel 4° anniversario di guerra, bisogna aumentare la pressione su Mosca. I leader europei sono riuniti a Kiev per il 4° anniversario dell'attacco russo. L'Unione Europea afferma Putin sta perdendo. Supereremo i veti di Orbán. Ursula promette i 90 miliardi di prestito arriveranno. Poi ce li ridanno chiaramente. Zelensky rimarca orgogliosamente che la Russia non ha vinto. Quindi non è che sta perdendo. Non ha vinto, ma che per fermarla definitivamente è indispensabile consentire l'ingresso nel suo paese, nell'Unione Europea, entro il 2027, che sarebbe l'anno prossimo. Ma i leader dell'Unione su quest'ultimo punto invece frenano, è impossibile fissare la data. Sarà una sorpresa. Naturalmente c'è Sanremo, in primissima pagina anche su Repubblica, omaggio a Baudo. Ferro fa ballare l'Ariston, e cosa devo dirti? A me Ferro è una lagna, secondo me Ferro, lo amiamo e lo invidiamo perché lui è dimagrito tantissimo per fare successo e poi ha fatto l'outing e tutte queste cose e ha avuto dei bambini, non so, mi ricordo più quanti, poi si è anche separato. Si è separato Ferro, tu che sai tutto di queste cose. Sì, lui è un fan di Ferro, capito? Tutte robe che poi giustamente abbiamo assimilato anche noi, e va bene, lasciamo stare. Referendum, l'attacco di Fazzolari, Putin vota no. Uno strafalcione? Non lo so, fatto sta che in prima pagina su Repubblica Giovan Battista Fazzolari, braccio destro della premier Meloni, ha tirato in ballo lo zar a proposito del voto referendario. Putin voterebbe no, in Russia non esiste la separazione delle carriere. Come osa dire questo? Dopo l'esplosione del caso arriva una parziale retromarcia, ma le opposizioni ormai attaccano. Schlein, non abbassano i toni, Mattarella inascoltato, gne. Ditemi un po' voi cosa ne pensate. 340 6709 659, che atmosfera state respirando? Sempre in prima pagina su Repubblica, sbloccato il decreto sicurezza, Rogoredo
la gente confessa, ma anche il padre dei bambini del bosco, intervistato oggi su Repubblica, pronto ad accettare le regole. Sì, però non parlano di tutto quello che c'è dietro. Giro la pagina, eccola qua, pagina 2, la frase oggi è proprio crocifisso in sala mensa, Fazzolari, giustizia, Putin voterebbe no, bufera sul braccio destro di Meloni, Fazzolari, sottosegretario alla presidenza, a Mosca non esiste la separazione delle carriere, poi arriva la parziale retromarcia, Schlein non abbassano i toni, Mattarella inascoltato, la russa, confusione e falli di reazione rendono più complicata la decisione dei cittadini, AWS ironizza, forse fa autocritica. Fatto sta che è una tempesta di fake news sui social, e questo lo scrive Repubblica, la campagna che inquina le urne. Chiaramente loro danno la colpa a noi diamo la colpa a loro. Il ricorso all'intelligenza artificiale per costruire fotomontaggi, colpire gli avversari, loro invece no. Le bugie sulle sentenze sui migranti, capisci anche questa cosa, ragazzi miei? C'hanno sempre soltanto ragione loro. E non abbiamo tirato fuori ancora la polizia, che picchia, che uccide, che ruba, che. Ma per fortuna che c'è Colombo. Colombo si mette sicuramente le cose a posto, ve lo ricordate, uno dei protagonisti del pool Mani Pulite di Milano. Se vincerà il sì al referendum, i procedimenti disciplinari fermeranno le inchieste. Con le nuove regole l'indagine Mani Pulite sarebbe stata bloccata. Quando si interviene sugli equilibri tra poteri si entra in un terreno delicatissimo che riguarda il rapporto tra le istituzioni. Insomma, meglio lasciare tutto così, che va bene, o se non va bene comunque meglio non toccare. Nella Costituzione russa la magistratura è definita indipendente, però c'è scritto anche che i magistrati sono nominati dalla politica. Lo racconta oggi Gherardo Colombo sul quotidiano La Repubblica, che nella pagina successiva, pagina 4, ci racconta che è stato sbloccato il decreto sicurezza, cambi sul fermo preventivo, sparisce la registrazione delle vendite di coltelli. Forza Italia, la sinistra non strumentalizzi Milano, il PD, magari anche il PM, governo inadatto. E la vignetta di LK, se mi state guardando sul sito radiolibertà.net o anche sulla app, se avete scaricato l'app sul vostro cellulare, ricordate che in alto a destra potete scegliere tra radio e TV. Se schiacciate TV vi appare anche le pagine, vi appaiono le pagine che sto trasmettendo anche su Facebook, anche su YouTube, cercando Radio Libertà o cercando Lega Salvini Premier. State ridendo, vi sento, della vignetta di LK? Dai caciocavalli alle mele marce è un attimo, e Matteo Salvini che bacia la mela, che sembra tutta bella rossa, invece in realtà è marcia, come tutte le mele marce sono marce, e come tutta la polizia è marcia. 20 giorni in Ragioneria dello Stato, la firma di Sergio Mattarella e nel frattempo diversi cambiamenti, scrive Repubblica. Il nuovo decreto sicurezza varato in Consiglio dei Ministri il 5 febbraio scorso ottiene la cosiddetta bollinatura e contestualmente il via libera del Quirinale. Tra le modifiche più significative l'articolo 6, dedicato alla tutela delle città. Il fondo destinato agli enti locali viene incrementato fino a raggiungere 48 milioni di euro, ne viene estesa la durata negli anni. La nuova formulazione specifica che i comuni potranno impiegare queste risorse anche per finanziare ore di lavoro straordinarie e contratti a termine della Polizia Municipale, superando i consueti vincoli di spesa. Un aggiustamento riguarda anche l'articolo 1, che disciplina il porto di armi e oggetti potenzialmente offensivi. Rimane il giro di vite sul possesso immotivato di coltelli e strumenti da punta o da taglio. Resta fermo il divieto di vendita ai minorenni. Tuttavia, nella versione definitiva non compare più l'obbligo previsto nelle prime bozze per i negozianti di annotare le vendite di lame oltre una certa lunghezza. Viene quindi eliminato un adempimento amministrativo per gli esercenti, pur confermando l'inasprimento delle sanzioni, bla bla bla. Praticamente, non è successo praticamente niente, siamo qui a menarla che il decreto sicurezza è cambiato.
Ricordiamo i punti: scudo e legittima difesa. Se un fatto è commesso in presenza di una causa di giustificazione come legittima difesa o uso legittimo delle armi, non scatterà l'iscrizione, e io aggiungo automatica, nel registro degli indagati. La norma vale per tutti i cittadini, quindi non è uno scudo via via la polizia solo per la polizia, capito? Il PM utilizzerà una nota preliminare in un modello separato, quindi ci sarà un secondo registro, che non vuol dire che chiaramente non si fanno le indagini. Quindi qualcuno dice: ma allora questo poliziotto non sarebbe stato indagato, l'avrebbe fatta franca nel caso dell'assassinio del pusher? No. Fermo preventivo: è consentito l'accompagnamento negli uffici di polizia e il trattenimento temporaneo fino a 12 ore di soggetti per cui sussiste un fondato motivo di ritenere possano mettere a rischio lo svolgimento pacifico di un evento. E poi, come vi dicevo, i coltelli: divieto assoluto di vendita e cessione di coltelli e strumenti atti a offendere i minorenni, obbligo di verifica dell'età degli acquirenti per gli esercenti, e per i genitori, se il reato è commesso da un minore, multe da 200 a 1000 euro. Ok? Repubblica è quella che ci dedica un paginone sul decreto sicurezza, ma in taglio basso c'è Gabriella Cerami che scrive: il bluff della legittima difesa dimezzato lo scudo penale. Per chi spara per tutelarsi, niente iscrizione automatica sul registro degli indagati, ma annotazione su un modulo separato. E io non ho capito cosa vuol dire. Ve ne leggo qualche riga soltanto, ma capisci che non c'è niente. Nonostante questo, l'ultimo ritocco è arrivato ieri su una delle norme più discusse, lo scudo penale per gli agenti, allargato poi a tutti i cittadini, annunciato dal governo sull'onda di una spinta emotiva legata agli scontri tra manifestanti e polizia al corteo di Askatasuna, all'episodio del boschetto di Rogoredo, dove il poliziotto cinturino ha sparato e ucciso un pusher. Dopo il fermo della gente, i toni della maggioranza sono cambiati, così come è cambiato il testo del provvedimento. Cioè, scrive Repubblica che lo scudo è stato calmierato, si chiamerà annotazione preliminare, l'atto con cui il pubblico ministero procederà nell'indagine su un reato commesso in presenza di una causa di giustificazione, ma in caso di incidente probatorio scatterà l'iscrizione nel registro degli indagati sempre e comunque. Nell'ultima bozza invece era previsto che quando si procede a un incidente probatorio il pubblico ministero avrebbe dovuto prima compiere atti di indagini cui il difensore ha facoltà o diritto di assistere e diversi dagli accertamenti tecnici, e poi provvedere all'iscrizione del nome della persona nel registro. Cioè, capite che cambia praticamente nulla, ma giustamente vanno a prendere proprio i filini di differenza. Bravi quelli di Repubblica, non ho finito. È lo schiaffetto finale, eccolo qua, che riguarda tutti voi che state facendo i banchetti della Lega in queste settimane dicendo: io sto col poliziotto, Salvini sbianchetta Rogoredo e la raccolta firme della Lega diventa generica. Cioè, l'abbiamo detto 1000 volte, noi stiamo col poliziotto, non stiamo con la polizia, anche perché ce ne sono parecchi di esempi di poliziotti che sono stati costretti a sparare e adesso ci faranno un culo quadro su ogni poliziotto che si è difeso, ragazzi miei. Sapete bene che secondo una certa magistratura nel caso sia scampato il morto e dobbiamo rifondere i danni, e sono state raccolte anche non firme ma ingenti somme di denaro per aiutare poliziotti che si sono difesi e si sono cacciati nei guai. Colpa sempre del poliziotto, secondo una certa sinistra. I fatti di Rogoredo? Spariti, scrive Repubblica. La Lega aggiorna la sua campagna Io sto con il poliziotto, raccolta firme è nata subito dopo la morte di un pusher nella periferia di Milano. Potete andare sul sito legaonline.it per firmare, direi che è una buona cosa. Inizialmente la sottoscrizione lanciata dal Carroccio, per cui era speso in prima persona Matteo Salvini, nasceva con questa epigrafe sa molto di tomba. L'obiettivo era esprimere solidarietà all'agente di polizia indagato che durante un
controllo antidroga ha ucciso un nordafricano irregolare con diversi precedenti che si era avvicinato puntando una pistola, poi risultata salve. Ora che l'agente è stato arrestato, accusato persino di aver fatto posizionare lui l'arma accanto alla vittima, il Carroccio conferma la raccolta firme, ma diventa generica. L'obiettivo è ottenere la tutela legale per le forze dell'ordine, oltre che più sanzioni per chi gira armato, la stretta sull'accoglienza dei minori non accompagnati e lo stop ai ricongiungimenti familiari. Di Rogoredo non c'è più traccia. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccolo qua, questo è il blues della sofferenza che proviamo tutti quanti oggi leggendo certi quotidiani, ma ho deciso oggi di cominciare da quelli che vi fanno soffrire per capire dove ci vogliono tirare questi. Intanto questo era il pianista delle 8, Remember When, ricorda quando, Giovanni Marradi da Livorno, uno dei pezzi più iconici di questo pianista che spesso accompagna le sue composizioni
canzoni di stile New Age, Contemporary Instrumental, a video evocativi che evocano nostalgia, romanticismo o 5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Direi che da prendere in considerazione, e non è famoso, non sale sul palco di Sanremo. Giovanni Marradi, Remember When, con il buongiorno rinnovato, sono Sammy Varin e mi sto schiaffeggiando. Un po' di WhatsApp al 34067096659, chiaramente schiaffeggiatevi anche voi perché siete con la polizia, perché pensate che la polizia sia l'unica che possa aiutarci sul fronte sicurezza, perché ci fidiamo ancora della polizia. WhatsApp per favore al 34067096659, se avete qualcosa da dire su quanto sta accadendo, qui lo potete fare, potete dire quello che volete su qualunque argomento. Akabobo, per aver ucciso 3 italiani, quello che sentiva le voci, vi ricordate qua all'ospedale Niguarda, per aver ucciso 3 italiani a colpi di piccone, hanno dato 20 anni, ossia 6 anni e qualcosa per omicidio, e non è neanche in carcere, è in un ospedale psichiatrico, e sentiva le voci. Ad Adriatici, quello di Voghera, leghista, assessore, 12 anni per aver esteso un nordafricano pluripregiudicato e violento. Morale: la vita di un italiano lavoratore incensurato vale la metà di quella di un nordafricano pluripregiudicato e violento. Votare sì ora e sempre. Separiamo le carriere di questi magistrati marci e corrotti. E ancora, Napoleone, il PM di Pavia molto lombardo, e quello del casino rinnovato sul caso Carlasco. Ora martirizzano il povero Adriatici. Votiamo sì, il prossimo passo deve essere l'elezione dei PM, e magari votiamo pure PM del posto. Ancora, il marocchino steso da Adriatici era un pazzo violento, prima o poi avrebbe ucciso qualcuno senza motivo, come Kabobo, Moussa Sangare, il nero che uccise la Verzeni, Said Meshakwa, il mezzo nero che uccise Stefano Leo perché gli era sembrato felice. Vi ricordate anche questa cosa? Non sorridete mai quando passeggiate davanti a un immigrato, si incazza. Adriatici ha salvato vite, se non fossimo dei vigliacchi dovremmo scendere in strada per lui. Sono messaggi chiaramente che io sto leggendo senza nessun filtro né censura. Noi siamo atti a queste regole. Chiaro che la verità sta sempre nel mezzo e io leggo queste cose per farvi ragionare. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo. Buongiorno. Semi, qui Salvatore dalla Germania. Niente, una mia osservazione, che praticamente con questo fatto di Rogoreto, del fatto del poliziotto, qua là, è passato in primo, cioè è passato, vabbè, il poliziotto ha sbagliato perché ha sbagliato completamente, però adesso è diventato santo lo spacciatore e delinquente per la sinistra, e delinquente il poliziotto, mentre erano tutti e due delinquenti. Ciao. Questo è il discorso che volevo fare. Bravo. Buona giornata. L'ha capito lui dalla Germania, è un po' più difficile farlo capire qua in Italia, perché saremo tempestati nelle prossime ore, nei prossimi giorni, su tutti i canali, ragazzi miei, contro la polizia. Ve lo dico, Mago Varin lo prevede. Torno su Repubblica, poi dopo torniamo anche ai vostri messaggi. Vi ringrazio, mi state scrivendo, siete belli caldi questa mattina. 34067096659, lo dico soprattutto agli amici, siete in tantissimi e vi ringrazio. Sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, approfittate, grazie anche ai vostri commenti che sto sbirciando, ma approfittate perché se mi scrivete un WhatsApp io posso leggerlo nel corso di questa mattinata. 34067096659. A pagina 6 di Repubblica, il poliziotto confessa: ho tradito la divisa ma non volevo uccidere. Ma subito in taglio basso, botte, minacce e dosi nel bosco della droga. Aveva un complice. Tra rifiuti e siringhe lo spaccio non si è mai fermato. Il metodo di Luca, quello che ha ammazzato lo spacciatore, menare sempre
però gli servivamo, non so l'accento dove gli servivamo, camminando su molta sporcizia e siringhe di squillante colore arancione, bello, le siringhe di un bel colore arancione, siete contenti di vedere siringhe per terra, giornalisti di Repubblica? Si entra infine nel regno dell'ex poliziotto Carmelo Cinturrino, detto Luca, ma è l'unico modo per capire il suo metodo, che era poi semplice: menare e menare ancora. Io 2 volte mi ha fermato, 2 volte mi ha picchiato, il martello non con me, ma lo ha usato con 2 amici, che poi questo Vadin non sa che fine abbia fatto, morti o come lui ancora vaganti su questa via Sant'Arialdo, da una parte il vecchio bosco di Rogoredo, risanato a partire dal 2018, da questa la cancellata che protegge i binari. La stazione di Rogoredo è poco lontana e molti clienti camminano sul mondo della massicciata, sul borgo della massicciata, già meditando la dose che verrà. Qua mi fermo, ragazzi miei, fa schifo questo articolo dal punto di vista non della stesura, ci mancherebbe, ma di quello che parla, però se lo leggete vi fate un'idea che forse a Rogoredo, io adesso non voglio fare terrorismo, una bella bombetta radiamo al suolo tutto quanto. Un tempo si diceva ruspe, ma attenzione, di questi tempi se dici ruspa, vuole ruspare via i poveri drogati. Oh mamma mia, attenzione ai colleghi, i colleghi dell'assassino vengono intervistati a pagina 7 di Repubblica, i colleghi lo scaricano. Si sapeva che era marcio, a chi dovevamo dirlo? Ha sporcato l'intero commissariato, dicono al PM, ma nessuno lo aveva denunciato nel suo passato violenze contro un disabile. Chiaramente si parla sempre del poliziotto ammazza pusher. Ma non è finita lì, signori, siamo su Repubblica, ve l'ho detto, abbiamo cominciato dal peggio, ma era giusto farci del male e soprattutto farvi schiaffeggiare. Sì, dovete schiaffeggiarvi questa mattina, che serve, ancora me lo sono dato, serve anche un po' per svegliarsi, e perché comunque lo faranno, parenti, amici, il vostro vicino comunista vi farà un culo tale, perché vi fidate ancora della polizia, capito? Perché non siete tra quelli di Ascatasuna che i poliziotti gli danno le martellate, così imparate. Capite la reazione che ci può essere adesso? Molto pericolosa, ma ancora di più per il referendum del 22 e il 23 marzo. Questi vogliono che vinca il no, o se vince il sì deve vincere di 5 voti. Uccise un senza tetto a Voghera, 12 anni all'assessore sceriffo. Nel 2021, dopo una colluttazione in strada, il leghista Adriatici sparò a un migrante. Condannato per omicidio volontario, dovrà risarcire i familiari dell'uomo con 380.000 euro. Naturalmente lo vanno subito a intervistare i familiari. Mio fratello come un appestato, il suo killer considerato un eroe, nessuna sentenza ce lo restituirà. Ecco Bahija, sorella della vittima. All'inizio per una parte del pubblico era come se non fosse morto nessuno, ora può riposare in pace, chiaramente con tanta pena per chi non c'è più. Voi pensate che sia finita? No, ragazzi, oggi Repubblica è uno schiaffo dopo l'altro, da pagina 8 a pagina 11, giacche, cappotti e foulard, la banda di agenti e carabinieri che razziava la coin di Termini Imerese. Siamo a Roma, ragazzi miei, poliziotti e militari in combutta con le cassiere, signori. Delle 44 persone coinvolte in questa inchiesta della procura sui furti alla coin della stazione Termini, 21 sono agenti di polizia e carabinieri. In 4 mesi sono 90 gli episodi di furto individuati dagli investigatori di Roma. Il meccanismo, attraverso transazioni di poche decine di euro che non finivano nel registratore di cassa, veniva acquistata merce con un valore superiore. I furti erano possibili grazie alla complicità delle cassiere dello store romano. A fare scattare le indagini un ammanco di 333.000 euro emerso nell'inventario 2024. Ok? Ok, quindi anche ladri i poliziotti.
La cassa 5, punto di smercio dei furti alla Coin di Termini Imerese, bottino 323.000 euro, gli indagati tra le forze dell'ordine sono 21, arrestate 4 dipendenti, paginone signori, di Giuseppe Scarpa che scrive felice, la scena è quasi surreale, un carabiniere in servizio alla stazione Termini osserva i capi appoggiati sul banco, un cappotto blu, una maglia collo alto, una pashmina beige, la cassiera li prende uno per uno, stacca le placche antitaccheggio davanti ai suoi occhi, li piega con calma, li infila nella busta marcata Coin, gliela porge oltre la cassa, nessuno scontrino, nessun pagamento, lui afferra il sacchetto, attraversa le porte scorrevoli del negozio, rientra in servizio. E non è un episodio isolato, ragazzi miei, e c'era qualcuno che si infilava in tasca il profumo. Oh, 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 che sciocchezzuole! Ancora un minuto di Repubblica, non di più, perché veramente non ce la faccio. Pagina 21, però non dimentichiamoci di Cuba, ragazzi, se ne comincia a parlare seriamente. A Cuba la situazione non è per niente bella, chiaramente è colpa di Trump. Senza più benzina né luce, Cuba vive di espedienti. Stavolta è la fine di un film. Il reportage da La Habana di Silvia Blanco in un paginone solo su Repubblica. A La Habana, paralizzata dal blocco petrolifero e dalle minacce di Trump, l'attesa che qualcosa cambi da dentro o da fuori. Con un abbraccio naturalmente ai tanti cubani che lavorano onestamente, che si sono fatti una bella famiglia, ne conosco alcuni qui nel nostro paese. Paginone a pagina 29 anche sul papà dei bimbi del bosco, viene intervistato lui da Repubblica, dal bagno alla scuola, sì alle regole per riunirci, chiuderemo con l'unschooling, ormai la mia testa è cambiata, non il cuore, hai capito? Sono riusciti a fargli cambiare idea, con le buone o con le cattive. Il computer mi presenta la stampa. Mi dai un martello? A questo punto divento cattivo anch'io. Posso sfasciare il computer? No! 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 No, mi rifiuto di leggere la stampa perché per parte la sorella è la sorella minore, adesso non so chi venga venduto per primo, però è la sorella di Repubblica. No! Piuttosto datemi il Corriere, dai, un altro schiaffone dal Corriere, anche perché il Corriere è quello più chiaro. Il Corriere dice via la divisa a quella gente, oggi intervista il capo della polizia Pisani, ma in taglio basso, tanto per un altro schiaffo, perché i poliziotti se non uccidono, non feriscono, non picchiano, non rubano, che cosa fanno? A cosa serve la polizia? Ma c'ha ragione la Sali, aboliamo la polizia, vi ricordate quest'estate a San Rocco di Monza, bella zona, hanno fatto quella riunioncina occhieggiata dal PD per abolire la polizia. La banalità del furto, il caffè di Massimo Gramellini, tra i poliziotti e i carabinieri accusati di piccoli furti nel negozio Coin di stazione Termini, ce ne sono parecchi che in quello stesso luogo hanno arrestato decine di ladri, recuperando e riconsegnando merce rubata per centinaia di migliaia di euro. Quindi alcune persone contengono moltitudini e dentro la stessa divisa si possono nascondere un galantuomo e un lestofante? Siamo uomini, aggiungo io. Certo, dice Gramellini, e non sarebbe una novità, ma qui c'è qualcosa di più. C'è che i furtarelli erano così diffusi e la loro entità così minima da passare inosservati, e molti controlli, compreso a quello preventivo della coscienza. Tanto per cominciare, il lavoro sporco era affidato a una cassiera che prelevava dagli scaffali merce di piccolo taglio, borsette, biancheria intima, cosmetici, la liberava dalle placche antitaccheggio e la infilava nelle buste di
agenti appuntati, non prima di aver battuto uno scontrino fasullo o puramente simbolico. Come ricompensa pare ottenesse pacchi di generi alimentari. Uno scambio in natura e in disinvoltura. Chissà quanti di quei tutori dell'ordine avevano davvero la percezione di compiere una malefatta e quanti invece avranno pensato lo fanno tutti, che sarà mai? Non solo saranno andati a dormire sereni, ma non avranno avvertito alcuna contraddizione nel mettere le manette ai ladri di profumi e poi nel rubarne uno loro. Le coscienze particolarmente indulgenti riescono a trasformare anche un furto in un saldo. Altra zizzania? Non lo so, signori, ma io faccio il giornalista e queste cose sul tavolo ve le devo mettere. Poi decidete voi da che parte stare. State con la polizia o state con i centri sociali? Vedrete la reazione che avranno. 340 67 09 659. Attenzione, nella pagina successiva ecco l'intervista. Cioè, no, prima c'è ancora i fatti sull'omicidio di Rogoredo. Il poliziotto: ho perso la testa, ma non prendevo soldi. Osano farlo parlare ancora, cinturino, guarda come sono buoni. Chiedo scusa a chi indossa la divisa. La fidanzata dice i superiori lo elogiavano e smentisce anche che siano arrivati soldi e dice che non hanno neanche i lampadari. Il SAP, che è il sindacato autonomo di polizia, restituiremo i fondi raccolti per lui. Sono arrivate più di 1000 donazioni per sostenere, ne abbiamo parlato anche noi, questo poliziotto che avrebbe sparato al povero pusher che impugnava una finta pistola e non era vero niente. Bene, il SAP restituirà i fondi a chi è stato così gentile da dare una mano. Giro di nuovo la pagina ed ecco qua l'intervista al capo della polizia, Vittorio Pisani. Caso chiaro e grave, lo destituiamo subito, quindi non è più un poliziotto, rispetto delle scelte dei PM e dei giudici. Abbiamo indagato noi. Dai magistrati nessuna ostilità, nemmeno lo scudo penale avrebbe salvato la gente. Queste sono dichiarazioni importanti perché una certa sinistra, adesso ve l'ho detto, starnazza. Ecco, meno male, hanno cambiato lo scudo penale. Non hanno cambiato niente, non c'era neanche prima, non c'è neanche adesso, ma non avrebbe salvato la gente perché le indagini si fanno ugualmente. Santa polenta, paginone al prefetto Vittorio Pisani e chiaramente l'intervista. Manifestazioni violente, solidarietà istituzionale non significa copertura di comportamenti illeciti, né può giustificare azioni di piazza oltre le regole. Il rispetto dei ruoli: non posso non restare perplesso per un obbligo di firma a un indagato già destinatario 3 volte della stessa misura, ma rispetto i ruoli. E qui si ripercorre qualche cosettina che è saltata fuori anche verso gli amici di Ascatasuna, dico amici perché sono brave persone, e l'obbligo di firma che gli hanno detto ma sì, firma quando hai tempo e voglia. No, si scherza, naturalmente stiamo scherzando, cerchiamo di sdrammatizzare questa giornata che, ragazzi, se state andando al lavoro io vi direi girate l'auto e tornate a letto a dormire. Santa polenta doppia, anzi ci metto pure la taragna. Le accuse dei colleghi interrogati: picchiò un pusher disabile, Zac per lui era un'ossessione, conosceva anche i suoi orari. Si dice tutto il contrario di tutto in questi giorni, attenzione. Il poliziotto, uno spacciatore, mi disse vi do tutto come faccio con Luca. Luca l'ammazza pusher. Pensate cosa sta succedendo. Un vice ispettore dice c'era sempre qualcosa di non lineare, parlava da solo con i tossici, cercava la sostanza. Anche qui il fatto che andasse da solo a parlare con i drogati per farsi dare la sostanza, normalmente invece ci si va in 2. Giro la pagina e sul Corriere, meno male, entra in vigore il pacchetto sicurezza. C'è la firma di Mattarella, scudo, fermo preventivo, lesioni ai capitreno, ecco gli ultimi ritocchi. Quindi capisci che lo scudo, se mai c'è, non è uno scudo, ma esiste ancora, al contrario di quello che dice il quotidiano La Repubblica, ma lo amiamo.
Il caso dei furti alla stazione Termini, così agivano gli indagati in divisa. Coinvolti 21 tra poliziotti e carabinieri, bottino da 300.000 euro, la cassiera in cella e lei, la regista. Anche qui un paginone. Giro di nuovo la pagina, signori, e pensate che ci sia qualcosa di più leggero? Mica tanto, però di questo ne parliamo poi alle 8:45, arriva un senatore. Italia avanti per una pace giusta. Sono passati 4 anni da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Il voto al Senato sugli aiuti militari, scrive il Corriere. Palazzo Chigi, serve un inviato speciale UE. Il decreto per Kiev in aula a Palazzo Madama. In taglio basso, pezzi di artiglieria per i sistemi antimissile, così le nuove armi di Roma arrivano in Ucraina. Il sostegno della Premier al ruolo dei volenterosi, solo qualche riga per farvi capire che non si tratta, purtroppo dico io, soltanto di aiuti ai civili. In sordina, visto che sono coperti da segreto, stanno arrivando a Kiev gli ultimi aiuti militari del 12° pacchetto varato dal governo italiano. Sembra che in questo caso l'Italia abbia acquistato sul mercato, più che in altre occasioni, pezzi nuovi di artiglieria. Prima gli davamo le ciofeche, quello che avanzava in caserma, accogliendo in modo consistente la richiesta di Zelensky di avere nuove batterie di intercettori antimissili da montare nei sofisticati sistemi tanti che Parigi e Londra hanno fornito alla resistenza ucraina negli ultimi anni. Qua mi fermo. Per chi ha orecchie e per chi intende. Giro di nuovo la pagina, signori, e si parla chiaramente della guerra in Ucraina. Sul Corriere, la Russia in emergenza, quante volte lo abbiamo detto, ma chissà che è la volta buona, il fondo sovrano si sta esaurendo, ma Putin tira dritto e c'è l'ombra di un nuovo reclutamento, quindi si sta esaurendo ma tira dritto, che ne pensate anche su questo? 340 6709 659. E quando pensavamo di esserne fuori, adesso si parla di Sanremo, dai che bello, avete sentito almeno 10 minuti di Sanremo? Io ho resistito un'ora, quando poi è arrivato quello lì che si è comprato i figli, poi ha cambiato idea e tutte quelle cose, no, non ho più resistito, però mi hanno detto che è stato il momento più alto della serata. Io non capisco niente. Uccise un clochard durante una ronda, 12 anni all'ex assessore leghista. Voghera, Adriatici sparò un 39enne marocchino, i giudici ci fu volontà, ai familiari 380.000 euro. E anche qui in taglio basso, fotocopia di Repubblica, la battaglia della sorella, una lotta contro il potere, la condanna oltre le attese, la gioia dopo la sentenza, questa è giustizia sociale. Non aggiungo altro, chiaramente, perché non voglio pensare che farvi pensare che io la pensi in qualche modo. Non penso assolutamente niente, sappiatelo. Solo un riquadro per la famiglia nel bosco, i legali sulla psicologa sbagliati i suoi test. Solo un riquadro, forse ancora più piccolo, su David Rossi, signori. Giulio Cainarca ne ha parlato molto spesso su queste frequenze, quelle ingiustizie che sono capitate, tra cui quella di Erba, ad esempio. Solo noi le portiamo avanti ancora oggi. David Rossi, la perizia, le lesioni sul viso, non è stata la caduta. Un riquadrettino, senza esagerare, per la morte dell'ex manager di MPS. Ancora sul Corriere, un'ultima segnalazione, perché è bufera su questo professore gay, ma non ce ne frega assolutamente niente perché lo ammiro, è Vincenzo Schettini, 48 anni, docente a LIS Luigi dell'Erba di Castellana Grotte, ha 3,4 milioni di follower, è quello che spiega la fisica in maniera molto simpatica ai ragazzi e anche noi grandi. Questo Schettini è stato accusato da ex studenti, pare che i voti fossero legati ai like, cioè dovevi andare a mettere il cuoricino, cuoricini, e quelli dei cuoricini fanno sempre brutta fine, Bufera sul prof influencer, ne parla soltanto il quotidiano Il Corriere e un pochetto mi dispiace perché lo amiamo, ma oggi ve l'ho detto è la giornata degli schiaffoni. Eccola lì a Sammy Varin che stavi seguendo Schettini, che somiglia molto a Schettino.
Dove andiamo? Andiamo sul Giornale, respiriamo un po' di aria pulita. Controordine compagni, il CPR in Albania funziona! In attesa di espulsione 90 clandestini nel CPR in Albania, boom! Altro che flop, il centro per i rimpatri è già pieno. Parola di ispettrice del PD. Da flop a quasi tutto esaurito, il passo è breve. Al CPR di Gade in Albania ci sono 90 migranti pronti ad essere espulsi definitivamente dal nostro paese. Ma come? Il protocollo Albania non doveva essere un colossale fallimento? La realtà ogni tanto si impone sulle scommesse ideologiche. Siamo in prima pagina sul quotidiano Il Giornale che ci fa respirare. Mica tanto, però adesso c'è la pausa, ma entro per un attimo soltanto all'interno, subito a pagina 2, pagina 3. Oggi ve lo consiglio, quotidiano Il Giornale, per disintossicarvi da tutto ciò che vi ho letto finora, i due volti della legge, a pagina 2, pagina 3. Quindi, da una parte, il poliziotto chiede scusa, ho tradito le altre divise, interrogato per 2 ore dal GIP Cinturino ammette le bugie, avevo paura, ho perso la testa, poi coinvolge i colleghi presenti, sapevano della pistola finta, un agente che lavorava con lui dice lo vidi chiedere soldi e droga, era aggressivo e una volta picchiò dei tossici col martello, ma la fidanzata nega tutto. I due volti della legge, scrive pericolosamente oggi Il Giornale. A sinistra eroi sporcati dal fango, quell'esercito di innocenti finito nel tritacarne e poi assolto troppo tardi. Pochissimi colpevoli, la stragrande maggioranza subisce l'ingiusta agogna, ricordiamolo, ogni anno sono una 70 gli agenti indagati per lesioni e violenze, il motivo per cui la Lega, il centrodestra si sta battendo. A volte ci mettono 20 anni a uscirne, puliti ma devastati psicologicamente, come persona, sei sputtanato a vita, ma anche economicamente. Attenti, dall'altra parte, criminali a tasche piene, quei risarcimenti d'oro che i giudici garantiscono a rapinatori e violenti. Per polizia e carabinieri paga lo Stato e piovono richieste dai delinquenti. Le richieste di risarcimento allo Stato arrivano anche a essere milionarie. Un militare dell'Arma uccise un siriano? 125.000 euro. Agente sparò un rom rimasto invalido? 480.000 euro. Stessa cifra che deve pagare il gioielliere di Cuneo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Sarà un'altra giornata dominata dall'alta pressione sul nostro paese, temperature stazionarie. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi da nord a sud, da segnalare solo qualche foschia o nebbia sulla Valpadana e sull'alto versante adriatico. Durante le ore pomeridiane poi situazione quasi del tutto invariata, con poche nubi sparse solamente al nord-ovest e sulle regioni centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine
imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio è sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. When my haunted past is knocking at my door, and the colors of my days are not so vibrant anymore, I travel through the mountains to forget all the wounds I've turned to stray. Through the days of rivers swaying me along, and at night I like to ride beside a rhythm I don't know. My clinging to their meaning steals the joy from these currents yet unknown. I hope I'm enough as I stumble through my pain. These shadows walk me home, and I learn to accept my flaws and life's mistakes. I'm laughing as I fall into day, as the secret in each shadow starts to fade. Regret no longer clutches me or rushes through my veins. I'm here wrapped in the moment's warm embrace. Only now can hold my fate. Guarda, mi schiaffeggio anche per questo, perché interrompo questo bellissimo pezzo di Francesca Tandoi con Rebecca Steven, Hope. È uscito da poco il nuovo singolo di questa cantante e compositrice che anticipa la pubblicazione dell'album, e qui con la collega statunitense Becca Steven unisce il virtuosismo pianistico alla raffinatezza della voce. Da domani Francesca Tandoi è in tour a Parigi, poi Paesi Bassi, Svezia, e il 2 maggio al Blue Note di Milano. Quasi quasi ci vado. 8:38, sì, in tantissimi mi state scrivendo al 340 6709 659. È piaciuta la canzoncina che invita a votare sì al referendum sulla giustizia, sulla magistratura? Marcello di Ostia la vuole, ma so che molti di voi non l'hanno ancora sentita. Siete ancora in tempo a richiederla, ragazzi, anche perché con lo sputtanamento olè che ci stanno facendo sui giornali, una marea di gente avrà paura a votare sì, perché la polizia picchia, uccide, ruba i reggiseni. Fammi sentire un minuto di questo pezzo potentissimo che posso inviare al vostro cellulare se mi scrivete al 340 6709 659. Pompa, pompa, pompa! Votiamo tutti insieme! Sì! Per cambiare davvero! Dai! Per un processo più giusto! Più
giusto, un futuro più vero, più vero. una croce su quel foglio, Una per dare croce una su quel scossa, foglio. è la scelta giusta, la nostra riscossa. Vai, vai, vai. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane, chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara, per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, Basta confusione, basta con i dubbi, basta con i dubbi. due ruoli separati, Due ruoli separati. per non avere intoppi. Per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme, Votiamo sì, tutti insieme, per cambiare sì. davvero, Sì. per un processo più giusto, Sì. un futuro più vero. Votiamo sì, votiamo Una sì, croce votiamo su sì. quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. Pompa, 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 pompa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Ogni cittadino Per chi crede nel domani, crede nel domani. il potere del cambiamento, potere del cambiamento. è nelle nostre mani, È nelle nostre mani. Votiamo tutti insieme, Sì, sì. per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio, Una per croce dare su una quel scossa, foglio. è la scelta giusta, la nostra riscossa. Capito mi hai? Se volete ricevere sul telefonino questa canzoncina da inoltrare a parenti e amici, scrivete al 34067 09659. Anche voi che mi seguite come Marcello Di Ostia su Facebook, su YouTube e mi riascoltate magari nel podcast in altri momenti del giorno, frega niente, scrivete, c'è sempre qualcuno in radio. 34067 09659, qualcuno ve la invierà. E cerchiamo di far vincere di molto il sì, perché a guardare i giornali di oggi la cosa è alquanto difficile. Sono sul quotidiano Il Giornale e, come ti dicevo, eccolo qui l'articolo. La sinistra sfrutta il poliziotto killer per cancellare il DL salva agenti. L'assalto allo scudo penale per le divise, anche se nel decreto non c'è. Pasquale Napolitano ne parla a pagina 4 del Giornale. Nel giorno in cui il provvedimento riceve l'ok della Ragioneria dello Stato, il campo largo va all'attacco. La sinistra si affida al killer di Rogoredo per smontare il decreto sicurezza, signori. Sappiatelo. Poi l'intervista da Achille Serra, ex questore di Milano. Cinturrino è una mela marcia che può capitare, ma perché i colleghi non l'hanno fermato subito? Questa è una domanda che chiaramente viene spontanea a tutti quanti. Avevano paura, erano collusi anche loro, ma allora è vero, è la polizia che picchia, uccide e ruba i reggiseni? Nessuna solidarietà verso un assassino, e ci mancherebbe altro, e ci mancherebbe. Non è finita, pagina 5, siamo sul Giornale, non su Repubblica, ma non è che non possiamo non parlarne. Sparò a un senza tetto, condanna a 12 anni per l'ex assessore, omicidio volontario. E poi un trafilone, ma lungo, giustamente anche su quello che la polizia fa. Non solo l'assessore alla sicurezza spara, ma anche la polizia ruba i reggiseni. Furti alla coin, a Roma manchi per 184.000 euro. Agenti e carabinieri tra i 44 indagati. E voi vorreste votare sì al referendum? Ma hanno ragione loro, i giudici, ragazzi miei. Altro che flop in Albania, per fortuna ci riprendiamo. La sinistra scopre i CPR pieni, lo shock della deputata PD che è andata in missione proprio nel centro albanese. Ci sono 90 clandestini pronti per essere rimpatriati. Silenzio. Mesi di critiche per i poliziotti inoperosi nel resort. L'ispezione della Dem Scarpa rivela i numeri da record nella struttura in Albania. È meglio lavorare in silenzio a volte. David Rossi, anche noi ne abbiamo parlato per anni, ragazzi. Ora qualcosa si sta muovendo, la perizia shock. David Rossi, fammelo vedere. Schiacciato con forza prima di cadere. Medico legale RIS, riscrivono la dinamica della morte del manager volato nella sede MPS.
del 2013, volato giù dal balcone. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. Solo un trafilettino, a differenza di altri, ma da leggere perché ci andate di mezzo, voi che bevete ancora, non siete passati come Sammy Varin a alcol free, sto comprando l'Esselunga, il vino senza alcol, ci sto facendo un po' di fatica ad abituarmici. Partito l'obbligo dell'alcolock per chi è sorpreso a guidare ubriaco. Alcolock obbligatorio da ieri sull'auto di chi è stato condannato per essersi messo al volante con un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito. Per tornare al volante dovrà installare a proprie spese il dispositivo di rilevazione e costa anche parecchio. Giro la pagina, no, giro addirittura Quotidiano e vorrei andare dove diceva vai sulla Stampa, no dai, ci andiamo un'altra volta, andiamo, no vabbè la Stampa ve la leggo, sai perché? Perché l'apertura è diversa dalle altre, tu dici tanto per cambiare, chissà cosa scrive la Stampa in apertura. Vannacci come Baldacci di bacini, Vannacci con l'AfD. Gelo Meloni, apre così la Stampa di oggi. Il generale a Strasburgo sceglie l'estrema destra tedesca, ma va? La premier ai suoi, incompatibile con la nostra maggioranza. L'Europa a Kiev, daremo gli aiuti, ma all'ONU gli Stati Uniti si astengono e Ursula frena sull'Ucraina nell'Unione Europea nel 27. Tra poco arriva anche qui Parlamento, tra poco. Sul decreto sicurezza, siamo sempre sul quotidiano La Stampa, cambia la legittima difesa. La norma del governo non convince gli agenti, così è inutile. E poi Sanremo Retro, la prima serata del festival tra Baudo, Nilla Pizzi e Ricordi, e chiaramente noi amiamo in questi casi Sanremo, soprattutto quando potrebbe essere, forse chissà, un Sanremo cristiano. C'è il Qui Parlamento tra poco, sì, il Qui Parlamento tra poco arriva, signori, arriva, no, me lo state richiedendo e io lo so, si deve parlare di Ucraina e giustamente ne parliamo. Dove vado? L'intervista a Nicola Procaccini, sì, perché effettivamente all'interno, a pagina 2, Unione Europea, Vannacci con l'AfD, entra nell'ultradestra e vota contro Kiev, così l'ex leghista trova casa e l'ESN si assicura la sopravvivenza perché avevano tipo 1 o 2 voti in più per esistere come gruppo. Difenderemo le sovranità nazionali contro il federalismo, interessante frase. Sostegno a Zelensky non negoziabile, i veti di Orbán credo che cadranno. Intervista con Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori europei a Strasburgo. Vedete chiaramente da che parte tira il quotidiano La Stampa, che a pagina 3 il gelo di Meloni con il generale sull'Ucraina incompatibile con noi. Interrogazione del PD, la premier orienta le decisioni dell'Unione su ordine di Trump. Intanto sono le 8:47. Tra poco c'è il Qui Parlamento, lo dico a Francesco, devo chiamare il parlamentare. Parlamentare non c'è più, se non c'è te lo invio, tu dici ma non mi hai mandato il numero, se è possibile. No, c'è, però giustamente uno impegnato a seguire tutte queste cose che dice Sammy Varin. Pagina 4 della Stampa, l'Europa si riunisce a Kiev. Vi daremo gli aiuti, ma è rinvio sull'ingresso nell'Unione Europea. Costa e von der Leyen a Zelensky, soluzione per il prestito da 90 miliardi. Orbán però non molla sul veto e Bruxelles frena sull'adesione nel 2027. Proprio su questo parliamo, sugli aiuti all'Ucraina. Parliamo in questo momento collegandoci con il Senato. Qui Parlamento. E grazie per essere con noi al senatore della Lega Marco Dreosto. Buongiorno.
Buongiorno e un caro saluto agli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. Salute a te. Scusami, ho le guancette un po' rosse perché mi sto continuando a prendere a sberloni, perché oggi sui quotidiani praticamente, cioè, se sei della Lega, se sei con la polizia, se hai determinate delle idee diverse da quelle della sinistra, mi fanno un male le guance quest'oggi. Per fortuna parliamo d'altro con te, Marco. Parliamo del decreto Ucraina, il 4° anniversario dell'invasione russa in Ucraina, e ieri hai ricordato il pensiero, le intenzioni della Lega in questi anni di guerra. Vogliamo fare il punto della situazione, Marco? Ma sì, grazie Sammy. Intanto ti confermo, prendersela con la Lega sembra davvero lo sport nazionale, ma noi non ci fermiamo perché siamo abituati a fare battaglie dure anche in controtendenza rispetto a quelli che sono i poteri forti che ci vorrebbero fuori da tutte le situazioni più importanti. Non importa, andiamo avanti convinti, Sammy. Allora, ieri abbiamo iniziato la discussione generale su questo decreto che sostanzialmente conferma quelli che sono gli aiuti all'Ucraina, con un concetto però estremamente importante. La Lega ancora una volta ci ha messo del suo e in questo decreto si dà decisamente priorità a quelli che sono gli aiuti di carattere umanitario, di carattere sociale, quelli che vanno direttamente alla popolazione rispetto a quelli che possono essere gli aiuti di carattere militare, che ovviamente ci sono perché riteniamo e siamo fermamente convinti che il paese aggredito, che è l'Ucraina, abbia il diritto di difendersi, ma come sai siamo assolutamente contrari a qualsiasi iniziativa di offensiva perché riteniamo che la difesa sia assolutamente legittima, ma come sai la Costituzione del nostro paese prevede che l'Italia ripudi la guerra e noi qualsiasi tipo di iniziativa che vada in questo senso la ripudiamo anche come partito, anche come movimento. Ieri ricorrevano tra l'altro proprio i 4 anni da quella che è stata l'invasione della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina e io ho ricordato come, perché è stato davvero importante per me anche dal punto di vista diciamo personale, professionale, proprio in quei giorni ero a Washington con una commissione speciale per le ingerenze straniere nei processi democratici dell'Unione ed ebbi una serie di incontri istituzionali anche alla Casa Bianca e ho ricordato che tra l'altro allora c'era Biden, un esponente della Lega allora che va a Washington per mantenere i rapporti transatlantici durante il mandato Biden, quando invece qualcuno della sinistra in particolare ritiene che si debba intrattenere rapporti alla Casa Bianca solo quando ci sono presidenti che evidentemente stanno simpatici. Questo per proprio sottolineare come il nostro movimento, la nostra volontà sia quella di essere al di sopra di quello che sono i governanti del momento, ma nell'interesse delle relazioni transatlantiche ed internazionali. E poi ho voluto ricordare anche come molte forze politiche nel 2022 avevano sostenuto di aiutare, di sostenere l'Ucraina, il paese aggredito. Quella volta, voglio ricordarlo e lo sottolineo anche oggi, c'erano anche 5 Stelle, ma loro alle giravolte purtroppo ci hanno abituati e quindi ancora una volta li vediamo su fronti opposti rispetto a quelle che erano le idee iniziali. La Lega invece Sammy, è sempre stata a supporto dell'Ucraina, ma vogliamo sottolineare che se da un lato riteniamo che il sostegno sia necessario e ancora di più oggi che ci si aprono degli spazi negoziali e quindi abbandonare l'Ucraina significherebbe indebolirla e favorire la parte che ha aggredito, ma è chiaro, è importante che in questo momento, a 4 anni di distanza, si prenda davvero delle decisioni che riconducano anche ad una responsabilità politica. Quindi non una, silenzio d'attesa, ma lavorare intensamente attraverso la politica, la diplomazia, tutti gli strumenti necessari per far sì che si arrivi ad una pace duratura che sia anticipata magari da una tregua e che permetta, come per esempio è successo a Gaza, di intervenire e di in qualche maniera aiutare anche un popolo che, voglio ricordarlo, da 4 anni sta subendo un'aggressione e quindi con morti e anche con grandi difficoltà. È chiaro che un altro aspetto molto importante è che mentre noi sosteniamo con questo decreto l'Ucraina, principalmente per aiuti civili, per aiuti alla popolazione,
è necessario anche, secondo noi, non dimenticare che bisogna rafforzare quella che è la sicurezza nazionale. Voglio ricordarti, per esempio, che la scorsa settimana abbiamo avuto degli attacchi a quelle che sono nostre infrastrutture, voglio ricordare gli episodi di sabotaggio alla rete ferroviaria, e quindi è indispensabile che noi teniamo alta l'attenzione, mettiamo risorse, concentriamo le attività anche su quella che è la sicurezza del nostro apparato interno. Qui il governo è molto impegnato, il ministro delle infrastrutture è assolutamente sul pezzo, Matteo è come sempre attento a dare risposte concrete a quelli che sono i problemi infrastrutturali. È chiaro che vogliamo evidenziare come sia il momento davvero di aprire quel tavolo che probabilmente gli Stati Uniti stanno precorrendo, ma voglio ricordare che anche il Vaticano si è espresso, quindi anche in maniera trasversale, a questa soluzione. Bisogna addivenire intanto ad una tregua affinché nel più breve tempo possibile si arrivi a una pace duratura che faccia ripartire l'Ucraina, l'Europa, il nostro paese. E voglio ricordare che l'Italia è uno dei contribuenti che ha sostenuto in maniera importante, non solo direttamente attraverso gli aiuti umanitari, ma voglio ricordare quanto è costata questa guerra anche ai cittadini, il costo dell'energia, il costo del carburante, le difficoltà per le imprese. Quindi è necessario che dopo 4 anni davvero chi fa parte dell'establishment si metta al lavoro per trovare una soluzione definitiva ad un problema che è di carattere umanitario perché stanno morendo tante persone, ma anche di carattere sociale ed economico perché incide fortemente sull'economia dei nostri paesi. Questo è il pensiero della Lega. Io ringrazio il senatore della Lega Marco Dreosto. Buona mattinata Marco. Grazie, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi ridà il buongiorno se mi avete appena acceso. Ricordate che trovate tutta la rassegna stampa dopo le 9.30 sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast, oppure cercando Radio Libertà su Facebook o su YouTube, o ancora meglio cercando Lega Salvini Premier su Facebook, dove siamo in diretta. Sulla stampa ci sono ancora, perché anche qua un doppio schiaffone a destra e a sinistra, ma soprattutto a destra, cioè a chi non è di sinistra, che si chiama illegittima difesa, pagina 8 e pagina 9 oggi sulla stampa. Voghera sparò a un clochard, 12 anni all'ex assessore, il giudice era lucido. Rogoredo, la resa di cinturino, chiedo scusa a chi porta la divisa. E attenzione, da una pagina all'altra, in mezzo, Salvini, il tour delle gaffe da Bibbiano a Voghera. Attenzione, sono delle gaffe, secondo la stampa. I fallimenti di una comunicazione muscolare, esporsi subito per difendere gli elementi identitari di partito. Luglio 2021 Voghera, l'assessore alla sicurezza leghista Massimo Adriatici spara e uccide Younes El Bussetti. Nel giro di poche ore Matteo Salvini interviene parlando di legittima difesa, ribadendo che chi si difende non può essere trattato come un criminale. Sono i mesi del governo di larghe intese guidate da Mario Draghi. Salvini, che ha già fatto cadere il governo giallo-verde dal papete, conserva intatta la memoria dell'incarico al Viminale, come del resto oggi. Il suo partito ha fatto della sicurezza e dell'allargamento della legittima difesa un elemento identitario. Difendere Adriatici, almeno nelle prime ore, significa difendere la linea. Il problema è che le indagini non confermano la dinamica suggerita. Prima della condanna in primo grado di ieri a 12 anni erano già emersi dubbi sulla proporzionalità della reazione, concretizzatisi in un eccesso, un'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. La narrazione si fa presto meno categorica. L'ex ministro dell'Interno deve abbassare il volume, non più una soluzione preventiva, ma un generico richiamo alla fiducia nella magistratura. Altri tempi, il referendum sulla giustizia è di là da venire. A Rogoredo, lo scorso gennaio, lo schema si ripete, siamo sempre sulla stampa. Dopo un intervento di polizia conclusosi con un morto, Salvini scrive di stare dalla parte della gente, senza se e senza ma lancia dai suoi canali social una campagna di supporto. Io sto col poliziotto, l'ho firmata anch'io. Poi denuncia un clima in cui chi indossa una divisa è sempre sotto accusa. È una frase gradita al suo elettorato, ma quando l'inchiesta fornisce nuovi dati rispetto alla prima
l'ultima ricostruzione, l'origine della pistola messa accanto al corpo del pusher, l'ammissione di responsabilità da parte dell'agente, la formula diventa un boomerang. La posizione del vice premier si trasforma, chi sbaglia paga, se in divisa il doppio. Siamo ora lontani dal senza se e senza ma, e il passaggio non è solo semantico. La vice segretaria leghista Silvia Sardone, cercando di attenuare la giravolta, cancella dai suoi social il video di solidarietà al poliziotto, ma l'eliminazione del contenuto non passa inosservata. Non è finita, signori. Il caso Bibbiano, signori, per Salvini è forse ancora più esemplare, denuncia La Stampa. Nell'estate del 2019, in piena crisi di governo giallo-verde, viene aperta l'inchiesta Angeli e Demoni su presunti illeciti negli affidi minorili da parte dei servizi sociali della Valdenza. L'indagine ipotizzava un sistema per allontanare i bambini dalle famiglie, manipolando le testimonianze a vantaggio di privati. Gay, lesbiche, ad esempio. Ma non era vero niente, perdonatemi. Salvini è tra i primi a parlare del partito di Bibbiano. Abbiamo ancora le magliette. Parliamo di Bibbiano, accusando il PD di avere trasformato gli affidi in un sistema. Non finisce qui, promette. Il 16 settembre di quell'anno, sul palco del raduno leghista di Pontida, esibisce una bimba di Bibbiano e annuncia mai più bimbi rubati alle famiglie. Ne abbiamo parlato per anni su queste frequenze con un'apposita trasmissione, #bambini strappati. L'inchiesta sugli affidi diventa un'arma politica nella campagna elettorale in Emilia-Romagna. Con il tempo però l'impianto accusatorio si ridimensiona, alcune accuse cadono, il quadro si complica, le responsabilità restano individuali e non di sistema. Le assoluzioni sono molte, Salvini è così costretto a riporre in archivio la vicenda. Il tratto comune di questi episodi è la scelta politica di esporsi subito con parole che non lasciano spazio a sfumature. È una strategia coerente con una comunicazione divisiva e muscolare, signori. Funziona nell'immediato, scrive La Stampa, agita il consenso, occupa spazio mediatico, ma espone anche a dei rischi. Quando le inchieste si allungano e l'emozione iniziale sfuma, quando emergono dettagli imprevisti, quando le sentenze non confermano lo schema iniziale, e noi a volte ci chiediamo ma perché, come mai, ma perché? Quelle stesse parole diventano ingombranti. La memoria digitale però, a differenza di quella umana, non dimentica, così la politica che aveva scelto la linea dura è costretta a una nuova giravolta. Che ne pensate voi? Perché La Stampa non parla di tutte le volte in cui un poliziotto è stato indagato e condannato a risarcire chi l'aveva attaccato, cercando di farlo fuori. 3406709 per dire il vostro pensiero. Ci fermiamo, c'è la pausa, allora facciamo così: tu manda un jingle, Francesco, io poi mando il saluto dell'artista e anche la canzone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao, sono Mary Venneri, cantante professionista. Canto da quando avevo 7 anni e da 3 anni sono parte di questa band, Oltre Mina, con cui rendiamo omaggio alla grande Mina. Il 5 marzo realizziamo un sogno al Teatro Intred, ex Apollonio, in Piazza della Repubblica a Varese. Una serata speciale in collaborazione con l'associazione Val Bossa e Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Ci saranno tanti ospiti, tra cui Walter Di Gemma, noto conduttore di Antenna 3 e anche attore e monologhista, il Balletto di Varese e ovviamente tutti noi. Abbiamo Pietro Chisesi alla batteria, Daniele Radici al basso, Agostino Barbieri al pianoforte, Simone Concu alla chitarra, Romano Canavesi alle percussioni e ovviamente io, Mary Venneri, alla voce. I biglietti sono disponibili su Mail Ticket cercando Oltremina oppure sulle nostre pagine Facebook Oltremina Official e Instagram Oltremina Official. Vi aspettiamo! Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso
adesso siamo insieme. Non ti chiedo, sai, quanto resterai, dura un giorno la mia vita. Io saprò che l'ho vissuta, anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te, a te, a te, che ormai sei tu, l'amore mio, insieme, insieme. È chiaro che se vi piace Mina non dovete mancare a questo spettacolo. Mary Venneri in tournée con lo spettacolo benefico Oltre Mina. Giovedì 5 marzo sarà a Varese al Teatro Intred ex Apollonio. Qui Parlamento tra pochissimo, ma se siete in zona Varese veramente segnatevi. Giovedì 5 marzo a Varese, Oltre Mina, spettacolo benefico con Mary Venneri. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Grazie per essere con noi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Ciao! Ciao Sammy, buongiorno agli ascoltatori. Confermami, facciamo solo qualche minuto perché so che hai una call subito dopo. Sì. Ok, e ti ringrazio per regalarci sempre un momento. In questo caso ti ringrazio io personalmente perché ho la guancia destra e quella sinistra rossissima. Hai mica una crema idratante? Perché mi sono preso a schiaffi, e tutta la mattina che mi prendo a schiaffi leggendo i quotidiani di quest'oggi. E quindi partiamo dalle belle notizie o dalle brutte notizie, Alessandro? Scegli tu. Partiamo dalle brutte perché almeno non può che finire meglio. Che male, mi sono preso a schiaffi da questa mattina alle 7:30. Allora, le persone per bene credono nelle forze dell'ordine e questo è quello che penso io e che forse pensiamo in molti. Ma oggi su Repubblica, sulla Stampa, eccetera, stanno girando completamente la frittata, sparando un odio incredibile verso le forze dell'ordine che mi fa paura, te lo dico sinceramente, mi conosci, sono un giornalista come te da tanti anni, radiofonico, ne abbiamo passate di tutti i colori, ma non esagero dicendo che si fa un certo terrorismo psicologico, primo perché il 22-23 marzo c'è un referendum sulla giustizia molto importante, secondo perché i poliziotti ammazzano, picchiano o i più bravi rubano reggiseni. Sta uscendo questa, tra virgolette, verità dai quotidiani e chiaramente la Lega è quella che ne combina di una dietro l'altra sul quotidiano La Stampa. Non leggerlo, Alessandro, oggi il quotidiano La Stampa, perché a pagina 8 e 9 sparano, ma di brutto. Salvini, il tour delle gaffe da Bibbiano, tirano fuori Bibbiano, fino a Voghera con l'assessore leghista, eccetera. Morelli, dammi una mano perché mi fanno male le guance a furia di schiaffi. Ma guarda, si sta ancora una volta cercando di invertire la realtà delle cose. Ora è successo questo caso drammatico a Rogoredo, chiaramente la Lega si è subito esposta, a differenza di tutti gli altri, a difesa delle forze dell'ordine con la presunzione che si trattasse di persone che stavano compiendo il loro dovere. In realtà
da quello che emerge dalle notizie che leggiamo, quelle persone sono dei delinquenti forse persino peggiori i delinquenti stessi che dovevano bloccare, fermare. Ora, quindi, ad essere traditi siamo stati noi, ad essere tradite sono le divise che la persona o le persone hanno letteralmente sporcato. Io sono certo che non solo ci sarà da parte insomma in generale della politica e dell'opinione pubblica un riconoscimento del fatto che quando si parla di delinquenti con la divisa, questi delinquenti devono essere colpiti addirittura il doppio rispetto agli altri, perché appunto non solo compiono dei reati, ma in questo caso sporcano che portano e non rendono onore alle migliaia, in questo caso di poliziotti, ma comunque di persone delle forze dell'ordine che fanno non per bene, ma in maniera eccezionale il loro dovere. Pensiamo a quanti componenti delle forze dell'ordine, quando li chiamiamo, non solo corrono in nostro aiuto quando siamo in difficoltà, quando subiamo delle violenze, ma addirittura mettono a repentaglio la loro vita. Ora dunque, se qualcuno appartenente alle forze dell'ordine combina fatti di quel genere, si dimostra delinquente addirittura a quei livelli, è evidente che non ci può che essere non la critica, ma l'attacco durissimo da parte di tutti. E chi difende abitualmente le forze dell'ordine non lo fa perché vuole insomma in qualche maniera rendersi simpatico, fare un'operazione simpatia con gli sbirri, ma vuole sostanzialmente creare un sentimento comune di unità nei confronti di chi mantiene l'ordine, è doppiamente tradito. Quindi io non ci vedo assolutamente niente di male nell'aver difeso quando come sempre tutti quanti hanno iniziato ad attaccare quella persona, ma poi di fronte alla realtà che sta venendo fuori non solo criticarlo ma attaccarlo duramente. Anche perché ci sono decine e decine di altri esempi in cui il poliziotto si è dovuto difendere e ora deve risarcire il malcapitato ladro o attentatore. Passiamo alle notizie più belle. Sono tantissimi gli ascoltatori, Alessandro, che in questi giorni ci hanno scritto al 340 6709 659 sulle Olimpiadi e devo dire, facendo rassegna stampa, se ne è parlato anche molto sui quotidiani. Addirittura l'altro giorno Fiorello scherzava dicendo sì a un festival diffuso, quindi il successo delle europee, in questo caso delle Olimpiadi Milano-Cortina, e Fiorello dice facciamo anche il festival di Sanremo diffuso. Addirittura ieri si scriveva riguardo queste Olimpiadi sul Libero, Milano-Cortina un modello per l'autonomia, dicendo che in fondo sono state le principali regioni del nord che hanno osato alzare il ditino dicendo le facciamo, ci mettiamo i soldi noi, un modello per l'autonomia. E poi in tantissimi chiaramente si chiedono cosa resterà di Milano Cortina, un botto di contenuti social, 1 miliardo di interazioni, fa sapere il Guardian, una Milano portata in trionfo mondiale con il sindaco Sala. Alessandro, sappi che non ha potuto non fare i complimenti. Alessandro Morelli. Guarda, io mi rendo conto soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, ma in questi anni quasi vi ho stressato, vi ho stalkerizzato sul fronte olimpico perché sono stato uno di quelli che per 8 anni ha lavorato per ottenere questo risultato. Dunque, cosa rimarrà? Rimarrà non solo quello che citavi tu giustamente, cioè una notorietà internazionale che è stata anche, lo devo ricordare, il motivo per il quale la Lega ha iniziato questo percorso, cioè a 10 anni da Expo abbiamo ragionato con attualmente il ministro Giorgetti, allora sottosegretario dello sport, era il 2018 governo giallo-verde, su come rilanciare Milano
a livello internazionale, dandogli una nuova vetrina. Allora Giorgetti individuò le Olimpiadi invernali, ci credemmo da subito, con la contrarietà non formale ma sostanziale dei grillini. Comunque riuscimmo ad ottenere il risultato di cercare di portare a casa le Olimpiadi. Allora l'accordo con i grillini fu senza investimenti da parte del governo sulle Olimpiadi e grazie alle due regioni, Lombardia e Veneto, che con Fontana e Zaia posero i primi 300 milioni di euro a garanzia, iniziò quel percorso. Dunque, se non ci fosse stata la Lega a livello parlamentare con me, a livello governativo con Giorgetti, con i due governatori di Lombardia e Veneto, ai quali, ricordo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, aggiungere anche Maurizio Fugatti del Trentino e con Paccer della provincia autonoma di Bolzano, ora staremmo parlando di tutt'altro, caro Sammy. Staremmo parlando del tempo, staremmo parlando di cosa, di come è andata ieri Sanremo o le partite di calcio. Invece stiamo parlando delle Olimpiadi. Rimarranno dunque miliardi di investimenti sui nostri territori. Sottolineo come non solo le varianti sulle statali che portano alle venie olimpiche, cioè alle località alpine di Bormio, Livigno, Anterselva, Baselga di Pinè e chiaramente Cortina, ma anche il palazzetto di Santa Giulia all'Arena a Milano, il villaggio olimpico che diventa il più grande studentato d'Europa, sempre a Milano, la possibilità di aprire un palazzo del ghiaccio grazie a Regione Lombardia e a Fondazione Fiera, che ha coperto le manchevolezze del Comune di Milano, che doveva fare una cosa, cioè un piccolo palazzetto dove oggi, per chi lo conosce, esiste ancora purtroppo il catafalco del Palasharp, ex Palatrussardi, e che purtroppo il Comune di Milano non è stato in grado di fare, e dunque Regione Lombardia, con i suoi 25 milioni di Fondazione Fiera, ha realizzato un impianto che è quello dove c'è stato gli spettacoli, perché di questo alla fine stiamo parlando, eccezionali spettacoli sportivi, dello skating di velocità. Chiudo con la pista di bob, perché è stata quella più difficile da fare, intanto per le complessità tecniche e di realizzazione di un'opera simile sportiva, ma anche perché il territorio sostanzialmente non la voleva. Siamo riusciti a convincere il territorio, sono fisicamente andato a Cortina tante volte per far capire quanto questa opportunità portasse le Olimpiadi. Senza piste di bob a Cortina non ci sarebbero state le Olimpiadi a Cortina, perché gran parte dei miliardi di persone che hanno guardato le Olimpiadi a Cortina l'hanno guardata anche grazie allo sliding center. Quello sliding set non solo rimarrà per gli sportivi fino al 2030, infatti le federazioni internazionali hanno chiesto di poterla utilizzare per gli allenamenti. Sottolineo, grazie alla tecnologia che abbiamo utilizzato, la pista di bob potrà essere utilizzata anche durante il periodo estivo, essendo in parte ipogea, cioè sottoterra. Dall'altra parte sarà aperta al pubblico in uno dei posti più belli del mondo. Quindi abbiamo creato un gioiello nella perla delle Dolomiti. Ed è un successo anche per chi crede in una certa autonomia a cui la Lega ha sempre creduto. Guarda, l'autonomia dimostrata e praticata nelle Olimpiadi invernali con un coordinamento chiaramente delle istituzioni più grandi, ha permesso di realizzare delle opere che sarebbero state impossibili da realizzare se non ci fosse stato questa unione di intenti. Da un lato una grande manifestazione internazionale che chiaramente ha avuto la necessità di un coordinamento, anche se quindi con base a Roma ma cuore a Milano, Verona, Cortina, Livigno eccetera, e dall'altra parte l'interesse territoriale di realizzare opere, perché ti devo sottolineare delle 98 opere, alcune erano indifferibili e indispensabili. Pensa alla realizzazione di una palazzetto o appunto dello sliding center, senza quello non puoi fare le Olimpiadi.
ma tutte le altre opere, quelle infrastrutturali, le varie varianti delle statali, le richieste per quanto riguarda operazioni aggiuntive o addirittura infrastrutturali legate allo sci, l'invaso che abbiamo realizzato a 2500 metri di altezza a Livigno, tutti questi sono stati richiesti espressamente dai territori, dai comuni, dalle province, dalle regioni, e noi insomma con il marchio della Lega ho spiegato prima chi sono stati i promotori e chi ha seguito per tutti questi anni il percorso olimpico. Abbiamo non solo dato voce, ma reso possibile il sogno delle regioni, province e comuni. Capite l'importanza di un marchio anche nazionale della Lega, che non pensa soltanto al ponte sullo stretto, ma ve ne accorgerete, cari ascoltatori, che lo spadone l'avete chissà mai sotterrato. Nei prossimi mesi vedrete strade e stradoni che verranno completati e dici: oh, ma guarda cosa ha fatto la Lega in occasione delle Olimpiadi. Grazie ad Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Buon lavoro, Alessandro. Grazie a te, Sam, e buon ascolto a tutti. Avete ascoltato l'Italia da fare. Meno male, un valzerino ce lo siamo fatti, ragazzi, a cercare di sdrammatizzare il momento drammaticissimo oggi sui quotidiani. Oh, ma davvero, mi bruciano le guance, ma sono scemo, me le sono date davvero le schiaffeggiate. La Verità, signori, La Verità oggi mette in taglio alto Lady Conte in bolletta, e questo ci dispiace. La compagna del leader del movimento, Livia Paladino, costretta a vendere l'Hotel Plaza in centro a Roma per pagare i fratelli e saldare i debiti, messe in liquidazione 2 società su cui pesa un rosso milionario, per l'albergo in pista un fondo statunitense. Ma direi di sospendere le trasmissioni della radio a questo punto. No, perché in centropagina si torna a parlare di dossieraggi. È uno dei pochi quotidiani che ne parla. Lo sapete, siamo noi i più dossierati, anzi il più dossierato è un certo Di Rubba, che abbiamo candidato in Parlamento per le suppletive. De Rao, il PM guru dei 5 Stelle, usava dossier per fare carriera. Approvata la relazione in commissione antimafia. Il caso Striano, fatto di spiate ai politici, si abbatte sull'ex procuratore riciclatosi in politica coi 5 Stelle, considerato consapevole delle prassi irregolari in uso nel suo ufficio e dei vantaggi che gli garantivano. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. Attenzione, le nemiche della famiglia Nel Bosco assumono un legale contro La Verità. Se ne occupa Francesco Borgonovo, che sapete è ritornato sulle nostre frequenze con una nuova trasmissione martedì e giovedì alle ore 13. Si chiama La Cittadella ed è potentissima, super gettonata, soprattutto su Instagram. Cercate Radio Libertà. Attenti al centropagina, con più intelligenza artificiale, borsa meno 40%, disoccupati al 10%, studio shock che fa tremare i mercati, e anche noi che facciamo un mestiere che tranquillamente può essere sostituito dall'intelligenza artificiale che vi legge il giornale, minimo. Il problema è che magari non fa lo scemo come lo faccio io, e vi mancherei, dite la verità. Se la politica non mette subito dei paletti all'evoluzione tecnologica, rischia di esserne travolta. Attenzione. Entriamo subito sul quotidiano La Verità. Cinturrino chiede scusa ai colleghi, ho sparato e sono finito nel panico. Furti alla coin, indagati 21 agenti, narrazione asettica, ma per fortuna c'è l'editoriale di Maurizio Belpietro che dice: Rogoredo usato per spingere il no a suon di balle. Non solo Rogoredo, attenzione, anche l'altro episodio, l'assessore della Lega, non si parla invece degli altri episodi, non si parla su certi quotidiani, quando la gente si è difeso e viene condannato a risarcire il malcapitato che lo ha attaccato. 340-6709-659. Io tra 10 minuti finisco la trasmissione, ma poi invio a tutti coloro che la vogliono la canzoncina che vi canta Sì
dobbiamo votare sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 di marzo. Vi rompo le balle finché non la inviate a parenti e amici, ok? Mi raccomando, Maurizio Belpietro, su editoriale oggi sul quotidiano La Verità. E poi, come vi dicevo, De Rao a pagina 5, è l'unico quotidiano che gli regala un paginone questo argomento, perché poi lo regala praticamente a tutti voi che avete votato Lega e siete rimasti a bocca aperta quando avete visto personaggi famosi della Lega o che hanno collaborato con la Lega sputtanati dicendo che erano froci, che erano drogati, che avevano rubato. De Rao tollerava i dossieraggi per ottenere vantaggi di carriera. Ecco la relazione della Commissione Antimafia sull'ex procuratore diventato parlamentare con i 5 Stelle. Non era marginale e sapeva della prassi irregolare messa in atto da Striano per spiare anche i politici. Li spiavano e poi vendevano le notizie, o le regalavano forse, a certi quotidiani. Eccoci qua, siamo ancora sul quotidiano La Verità. Se sbagli paghi, vale solo per le divise, non per chi distrugge una famiglia unita. È ancora Borgonovo a scrivere questo articolo. Si mettono in croce le forze dell'ordine, ma si fa spallucce con altri servitori dello Stato. Grazie alla Verità, il perito ostile è a rischio. Gli avvocati dei tre Vajont, violati i principi di imparzialità, valuteremo se la psicologa Garapetta aveva i requisiti. Nella domanda di ricusazione avanzata al Tribunale dei minori ci sono i nostri articoli, chiesta anche la sospensione dell'allontanamento dei 3 figli, che sono ancora lì, staccati dai genitori. Gli assistenti sociali chiamano l'avvocato, vogliono tutelare la propria immagine. Per l'ufficio pubblico che li dirige serve un legale per proteggere dalla cattiva stampa chi è coinvolto nel caso a nostre spese. Interessante, come vedete, se l'argomento vi affascina o vi distrugge, come succede al sottoscritto, oggi il quotidiano La Verità è potente. È potente anche perché, e ne parla La Stampa in prima pagina, ma anche il quotidiano La Verità, pagina 8, Vannacci si unisce ai sovranisti UE, governo non abbastanza di destra. Futuro Nazionale entra nel gruppo ESN, dove siede pure Alternative for Deutschland. Il generale, difenderemo le nazioni dal federalismo. A me il federalismo, scusa, ma mi piaceva. Abbiamo sbagliato tutto, Vannacci? Centralismo, vero? Sull'esecutivo chiarisce Vannacci, il meno peggio non deve essere messo in pericolo. In poche parole, continuerà a votare quello che vota l'esecutivo. Conti inizia bene, sentite qua, è l'unico che ne parla oggi, La Verità, ma non ci è sfuggita questa parolina. Festival cristiano, ha detto il conduttore di Sanremo, poco prima della serata d'apertura, schivando le domande insidiose e rivelando: ci sono riferimenti alla mia modestissima fede. Chissà mai che il Sammy Varin ha fatto scuola, noi ogni giovedì alle 9 trasmettiamo un pezzo di Christian Music. Non dico altro, dico che torna in mare la Sumud Flotilla e con lei parte pure Open Arms, la coalizione per portare aiuti durante la prima missione, davvero pochi, a Gaza. Ma io che pensavo andassero in Iran. No, ritornano di nuovo a Gaza. Giro di nuovo la pagina, eccola qua, l'intelligenza artificiale fa tremare, disoccupati al 10%, borsa giù del 40%, un report ipotizza lo scenario nel 2028, tra 2 anni, dove l'eccesso di efficienza fa crollare i consumi e genera chiaramente disoccupazione. Troppi neri non lo interniamo e lasciano il killer libero di uccidere. Nel 2020 la prima aggressione di Baldo Calocane, che nel 2023 massacrò 3 persone a colpi di coltello, sarebbe dovuto finire in un ospedale psichiatrico, ma i medici temevano di essere tacciati di razzismo. La sapevate questa? Ne parla Matteo Carnielletto oggi a pagina 18 del quotidiano La Verità, mentre la violenza rituale della sinistra, ne parla Boni Castellani
pullane e cita: quando i progressisti scendono in piazza non hanno alcun obiettivo politico, ma cercano solamente di contestare quella stessa società che hanno costruito. Giriamo di nuovo? E lo facciamo sul Libero, velocissimo, perché lo scoop del PD sui migranti è veramente potente. Cosa ha scoperto il PD? Che il centro in Albania funziona. La Dem Scarpa è andata a Jadier e ha denunciato trattenute 90 persone, poi attacca il governo, ma prima protestavano perché era vuota. La Open Arms molla gli africani e va a Gaza con la flotilla. Subito dentro al quotidiano Libero, la rabbia dei poliziotti, usano il caso Rogoredo per disarmarci tutti. Attenzione a questa frase. Mentre la sinistra straparla di scudo penale, i sindacati lanciano l'allarme. Il SAP dice: l'episodio non infici le nostre tutele. Il COISP urgono strumenti per evitare condanne anticipate. Anche FSP e SIULP denunciano il clima d'odio. Lo ripeto, usano il caso Rogoredo per disarmarci tutti. E adesso è uscita anche la notizia che rubano Reggiseni. I centri sociali che dicono: Cinturrino non è una mela marcia. E già, tutta la polizia sono mele marce. I compagni se la prendono con tutte le forze dell'ordine. La famiglia del ragazzo ucciso vuole delle scuse. Tu dici che gli basteranno le scuse? Giro la pagina, registro separato per gli agenti, ma non c'è nessuna impunità. Mattarella ha firmato il famoso decreto sicurezza. E poi attenzione, l'interrogatorio dell'assistente capo: pizzo ai pusher, carnevalata, mai usato droghe. La gente si scusa con l'Italia e il legale dice non ha mai preso soldi, e la compagna, i colleghi gli chiedevano consigli. Che ne pensate voi? 340 6709 659, mentre a pagina 4 di Libero lo scoop del PD sui migranti. Il centro in Albania è pieno e funziona bene. La Dem Scarpa va a Jadier e denuncia trattenuti 90 extracomunitari, mai così tanti dell'apertura. Il governo sospenda tutti i trasferimenti. Ma prima la sinistra urlava agli sprechi perché le strutture erano vuote. Giro di nuovo, il circo follia riparte per Gaza, ci sarà anche la nave Open Arms. E poi una buona notizia: parte il taglio delle tasse per rinnovi e straordinari. Operative le misure del governo, imposta al 15% per maggiorazioni e premi di risultato fino a 40.000 euro, scatta lo sconto sugli aumenti dei contratti, flat tax del 5% sotto i 33.000 euro. Oh, finalmente una buona notizia. Posso andarmene? Sì, ma vi prometto che torno alle ore 11 con tutti i vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659 e con un ospitone che non vi aspettate. Arriva in studio Marco Ferrari.